temeva è successo, il ritorno praticamente del Covid-19, una brutta bestia che ancora non si è riusciti a sconfiggere. Effettivamente è un virus che ci sta impegnando tantissimo dal punto di vista medico. Questo tipo di virus effettivamente ha bisogno di essere guardato con tanto occhio di riguardo, perché l'impegno clinico si è dimostrato essere sia continuativo sia anche estremamente importante. Abbiamo fatto tanti tamponi e si è visto il risultato dei tamponi e molti tamponi sono usciti fuori positivi. Il problema è di fare subito un piccolo discernimento tra il tampone positivo e sintomatologia, nel senso che bisogna fare un po' di chiarezza in questo contesto. Chi fa il tampone molecolare, che è quello che ci dà maggiore, diciamo così, chiarezza della situazione, può essere positivo o negativo. L'essere positivo non significa che è malato, perché al momento in cui il soggetto è positivo può essere sintomatico o asintomatico. Sintomatico significa che già ha dei sintomi, asintomatico invece significa che non ha nessun sintomo. Quindi già una prima differenziazione la si fa in questo contesto. Essere sintomatico significa che c'è dei sintomi che possono essere più o meno blandi, quindi praticamente ci può essere un soggetto che è positivo al test molecolare, che ha dei sintomi e questi sintomi possono essere più o meno gravi. Più o meno gravi significa che può avere una forma lieve, che può essere una sindrome simile-influenzale, come per esempio un po' di tosse, come per esempio può avere un po' di rinorrea, un'alterazione del gusto e via dicendo, anche una piccola febbricola o una febbre, oppure può essere estremamente ben più grave. Che significa essere ben più grave? Significa che oltre a questi sintomi se ne accoppiano altri che generalmente si formano sotto forma di dispnea, cioè difficoltà nella respirazione. Questo si fa vedere con il saturimetro e si vede che la saturazione scende da un valore normale a un valore un po' più basso. Questi sono i quadri clinici più importanti che bisogna subito attenzionare. Quindi in conclusione, quando noi abbiamo un soggetto con un tampone molecolare positivo, può anche darsi che sia asintomatico e questo non può creare grossi problemi. Certamente deve essere curato e attenzionato, però la differenziazione tra sintomatico e asintomatico è molto importante. Una volta c'erano pochi focolai e i focolai che si evidenziavano erano focolai sintomatici, perché chi si faceva il tampone se lo faceva chiaramente perché aveva un sintomo e quindi aveva un sospetto di coronavirus. Ora facendo i tamponi a tappeto escono fuori moltissimi che sono positivi sì, ma asintomatici. Questo è da evidenziare in altra maniera. Consideriamo che il 90%, si dice il 95% sono asintomatici, quindi vuol dire che i tamponi fanno effetto, nel senso che noi riusciamo a individuare le persone che sono positive, ma non per queste sono malate. Ecco il concetto importante. Sì, dottore, parliamo un attimo invece delle precauzioni. Il presidente della regione Musumeci pensa di inasprire un po' la chiusura di esercizi commerciali. Diciamo che c'è un po' di confusione in giro, ma dobbiamo guardare anche a ciò che sta succedendo al nord. Questo ritorno del coronavirus fa paura, veramente. In primis il virus non si sconfigge avendo paura. Avendo paura il concetto del virus non fa altro che alienarci ancora di più. Bisogna essere chiari anche in questo punto. Il virus effettivamente è un grosso problema, però il problema va anche ridimensionato, nel senso che quota parte del nostro operare ci aiuterà moltissimo in questo contesto perché il virus possa essere fermato e quantomeno debellato. Certamente aspettiamo dal punto di vista clinico altre cose come il vaccino e quant'altro che penso che a breve usciranno fuori col tempo dovuto e con le precauzioni ottimali che ci vogliono. Però in atto il distanziamento sociale, usare le mascherine, evitare i luoghi di sovraffollamento, questi aiuteranno moltissimo a fare in maniera tale che questo virus non abbia quell'input che in atto c'è stato, perché c'è stato un periodo in cui i giovani
molto probabilmente ai giovani ma anche agli anziani e quant'altro e via dicendo, hanno cercato un pochettino di aprirsi e quindi praticamente c'è stata un'apertura totale. Questa apertura totale ha fatto in maniera tale che il virus avesse una maggiore diffusione. Questo è anche importante che da parte nostra venga a essere fatta, però ripeto e dico, questo tipo di patologia è una patologia che moltissimo dipende da noi, da come ci comportiamo, perché ci può aiutare un pochettino ad avere più tempistica anche per i ricoveri, perché già siamo saturi dal punto di vista del ricovero, perché non sappiamo più dove mettere le persone, perché lì ci vogliono poi una problematica tutta speciale, ci vogliono i respiratori, ci vogliono i reparti dedicati, cosa che già sono saturi in questo contesto. Comportamenti da tenere se siamo fuori o dentro casa, il distanziamento